Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino li abbiamo fatti tutti, ma vuoi mettere la versione alla siciliana con la presenza di un ingrediente assolutamente squisito, il datterino portopalese? Ecco la mia ricetta. Preparati un ciuffo di prezzemolo tritato al coltello, degli spicchi d'aglio di Nubia pelati e il datterino portopalese sciacquato diverse volte. La bellezza di questo prodotto è che è dolce e sapido allo stesso tempo, in via del tutto naturale. Cresce vicino al mare, il terreno è sempre argilloso e irrigato con acqua salmastra. Questa è la peculiarità di questo prodotto buonissimo che cresce in Portopalo di Capopastro, provincia di Siracusa. Dopo che li avrai semplicemente fatti a metà, essendo abbastanza piccoli, prendi un peperoncino. Io ho utilizzato un peperoncino siciliano biologico, coltivato in territorio locale. È un peperoncino che non è tanto piccante perché sta quasi a ricordare il sapore dolciastro del peperone. Per questo motivo io lo utilizzo per intero. Se dovessi tu avere un peperoncino piuttosto piccante, regolati di conseguenza riguardo alla quantità da utilizzare. Prendi una pentola con dell'acqua e portala a bollore, aggiungi il sale e butta dentro gli spaghetti. Intanto prepara il condimento facendo scaldare in una padella capiente abbondante olio extravergine d'oliva, in cui farai rosolare molto ma molto delicatamente gli spicchi d'aglio e le listarelle di peperoncino. Ovviamente è inutile che ti dica che in questo caso l'olio non può essere scarso, ma abbondante e proporzionato alla quantità di pasta da preparare. Uno dei segreti per una pasta agli olio e peperoncino cremosa è proprio buttare il pomodoro quando l'olio è molto caldo e sfrigolante. Volevo precisarti che gli spicchi d'aglio io li lascio integri perché poi quando servo in tavola vengono eliminati in quanto non graditi da tutti quanti. Tu puoi tritarlo finemente oppure farlo a lamelle sottili. Quando gli spaghetti sono al dente e non del tutto pronti, prelevali con un prendisspaghetti e aggiungili all'interno della padella con il condimento. Completa la cottura degli spaghetti saltandoli in padella e aggiungendo 2 mestoli d'acqua di cottura, uno distanziato dall'altro. Adesso spento il fuoco, salta un altro po' gli spaghetti e aggiungi il prezzemolo tritato per completare e guarnire il piatto. Basta davvero poco per preparare un piatto goloso, semplice e bellissimo anche dal punto di vista cromatico. Se il video ti è piaciuto e consideri di rifare la ricetta, lascia un like e condividilo. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a YouTube e attiva la campanella per le notifiche e lascia il tuo like alla mia pagina Facebook e attiva il tasto segui. In questo modo rimarrai sempre in aggiornamento su nuovi caricamenti. Alla prossima ricetta, ciao!